insomma. Allora, eccoci tornati in studio, in diretta per parlare, dicevo prima della pubblicità, di carceri, di sovraffollamento, di Sì, misure alternative. È un problema importante perché il mondo cambia, diciamo che anche l'economia contribuisce a questo nuovo pensiero, questo nuovo modo di pensare, e il condannato, diciamo, è giusto che sia punito, ma che tipo di punizione possiamo dare perché in qualche maniera la punizione possa essere poi un motivo di recupero del carcerato e quindi che non torni a ripetere i reati, che non torni a delinquere nuovamente. Quindi la funzione, diciamo, di recupero delle carceri o comunque di una condanna, quale tipo di condanna, è oggetto di questa fase della trasmissione. Certo, per e una quindi, situazione... se rivediamo un attimo, ripartiamo con una slide, facciamo vedere un po' la situazione. Sì, beh, certo, prima di far intervenire i nostri ospiti, iniziamo intanto a vedere appunto qual è la situazione all'interno delle nostre carceri. Il problema innanzitutto è quello del sovraffollamento, lo vediamo qua, è un più 115,2%, dal 2015 i detenuti sono aumentati di numero, più 6.098 detenuti totali, 58.223 nelle nostre carceri. Ecco l'aspetto che si diceva, l'aspetto come dire di, tra virgolette, di cura all'interno del carcere. C'è un 37% di detenuti che non aveva mai commesso crimini, ma c'è un 63% invece che sono recidivi, quindi persone che erano già state in carcere. Di queste tra questi c'è un 13%, cioè circa 7.000 detenuti che sono andati dentro e fuori anche 5-9 volte. Professor Mosconi. Mi permetto di correggere blandamente Mm. questi dati, perché in realtà il tasso di sovraffollamento oggi è al 120%. Ah, ecco, quindi è aumentato. Sì, perché abbiamo superato la fatidica cifra dei 60.000 detenuti, che è la cifra che nel 2006 erano 61.000, ha giustificato l'indulto, il famoso indultino, che ha dato la stura poi a una stagione di grande allarme sociale, cui si è associata una crescita drammatica. Nel giro di meno di 2 anni siamo passati dai appunto 42.000 che erano stati i detenuti risultanti dall'applicazione dell'indulto a passare di gran lunga i 60.000 fino al picco del 2010 che sfiora i 70.000. E oggi la tendenza è di nuovo decisamente in crescita, dopo il minimo raggiunto nel 2015 in seguito ai provvedimenti che sono stati attivati dall'Italia in qualche modo per rispondere alla condanna del caso Torreggiani e prima del Sulimanovic da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questi provvedimenti hanno avuto un limitato, immediato effetto deflazionistico, ma ad essi è poi succeduta una nuova fase di crescita. Quindi siamo di nuovo a una cifra superiore ai 60.000 e a un tasso di detenzione che come media nazionale è del 120, ma abbiamo realtà regionali in cui, come in Lombardia, come in Veneto anche, come nell'Emilia e poi nella Puglia, nella Campania, eccetera, in cui sfioriamo il 150 come tasso di sovraffollamento, e in alcune grosse città arriviamo addirittura quasi al 200%. 197, sì, esattamente. Cifre da paura. Parliamo di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli, di Palermo, eccetera. Ecco, quindi cosa possiamo dire? Sembra non ci sia riforma che sia effettivamente in grado di governare dei processi strutturali che portano quasi con una sorta di automatismo
all'uso sempre più intensivo, diciamo, dell'istituzione carceraria, i cui effetti si vedono sul appunto numero di detenuti. Va anche notato questo, che mentre noi pensiamo che le misure alternative costituiscano effettivamente un'alternativa alla detenzione, e quindi potremmo in termini di logica raffigurarci il fatto che più crescono le misure alternative, più diminuisce il numero dei reclusi, in realtà ciò che accade è esattamente il contrario, cioè alla crescita del numero dei reclusi assistiamo parallelamente anche a una crescita delle misure alternative, il che va interpretato nel senso, diciamo, in sociologia, della estensione dell'area del controllo esercitato dallo strumento penale, cioè lo strumento penale si espande e tanto cresce nel suo nocciolo duro, diciamo, della reclusione vera e propria, altrettanto si estende una specie di effetto a macchia d'olio attraverso l'area dell'alternatività della pena all'esterno. Ecco, vediamo un attimo prima di fare... Scusate, c'è stato anche una depenalizzazione di certi reati, quindi se non ci fosse stato questo avremmo... Se mi è permesso, sarebbe importante però associare a questi dati quanti provvedimenti di misura alternative sono in corso, cioè provvedimenti sono tanti, quindi cioè, comunque le misure alternative, questo strumento sono ben utilizzato dalla magistratura. Evidentemente chi non accede a questo tipo di misure è perché non ha i presupposti, non ha i presupposti previsti dalla legge, e se parliamo di quali sono questi presupposti, uno per tutti possono essere la mancanza di domicilio, quindi evidentemente una misura alternativa in mancanza di un domicilio non può essere concessa, o c'è la recidiva. E abbiamo visto quanto è alta la recidiva, per cui una persona che è recidiva per quel tipo di reato non può beneficiare di quel tipo di misura alternativa alla detenzione. E quindi qui bisogna un attimino allora parlare di depenalizzare altri reati, perché comunque se ne sono già depenalizzati parecchi, e per cui se poi noi traduciamo proprio questi dati, chi sono i soggetti che non possono beneficiare di queste misure alternative, quindi per mancanza di domicilio, perché ritenuti socialmente pericolosi o perché comunque sono recidivi, parliamo di cittadini stranieri, cioè noi le carceri in Italia sono il sovraffollamento in modo particolare è determinato da una presenza altissima di cittadini stranieri. E dopo parleremo anche di questo. Questo è il dato che fa ballare tutto. Quindi, dopo parleremo anche di questo, ma a proposito di misure alternative, vediamo i numeri allora, di quelli che sono, vediamo se la regia lo propone. In questi ultimi anni sono cresciuti tantissimo. Certo. L'affido in prova sono 15.523 persone, la semilibertà 878, ai domiciliari quasi 11.000, 12.278 messa alla prova. E dopo abbiamo messo anche due dati per quanto riguarda, come dire, la detenzione, quella più pesante, gli ergastolani sono 1.748, al 41 bis sono 753 persone. Vedo che Fratallone scrive in maniera frenetica. Vorrei che spiegassi ai nostri ospiti cos'è l'affido in prova, perché sennò abbiamo e le persone non ci seguono. Cos'è? Volevo il professore. Prego, professore. Essenzialmente noi abbiamo se parliamo in termini di deflazione della popolazione detenuta, tre tipologie di misura alternativa principalmente, qui ne vanno aggiunte almeno altre due. Cioè alternativa al carcere, la detenzione. Al carcere, l'affidamento in prova è la non detenzione della persona, che viene invece avviata a un programma di inserimento sociale secondo determinate modalità che vengono in genere definito programma trattamentale, e che svolge questa sua attività di lavoro, di socialità, di partecipazione, di inserimento familiare, eccetera, sotto la supervisione e con l'aiuto controllo, diciamo, tipicamente del servizio sociale e del Ministero, quindi dell'ufficio
dell'esecuzione penale esterna. Tutti hanno accesso a questo affido? Non tutti hanno accesso. No. Cioè, questa misura, se mi è permesso solo a precisare, questa misura alternativa viene concessa anche in sede di condanna per determinati reati, quindi non passano neanche dal carcere, quindi è una misura per eccellenza, no? L'affidamento in prova è la misura alternativa, quella più importante. Viene concessa o in fase di sentenza, quindi per determinati reati che normalmente sono sotto i 4 anni, sotto i 4 anni, o per un residuo a pena che comunque sia sotto i 4 anni. Residuo a pena, quando uno arriva a scontare, mancano 4 anni. Reati più gravi, fermo restando i cosiddetti reati ostativi, per cui solo quelli previsti dal codice penale sono ostativi alla concessione di questo beneficio. Però diciamo che per quei reati che prevedono una pena sotto i 4 anni possono essere concessi in fase di sentenza. È ovvio che, come dicevo prima, se questi presupposti, i presupposti principali mancano, non possono essere concessi. Sono numeri altissimi questi che abbiamo visto, sono quasi come numero pari a quelli che sottoposti a misure di carcerazione, quindi il problema non è la misura alternativa, un problema molto più specifico. Il problema è capire chi sono questi soggetti che entrano ed escono dagli istituti penitenziari, cioè capire perché il giudice pur potendo concedere queste misure alternative non le concede. E noi abbiamo, ritornando ai dati, ai 60.000 detenuti oggi presenti negli istituti penitenziari, tanti sono ancora in attesa di giudizio, oppure che hanno intorno al 35%, oppure che hanno fatto solo il primo grado. Perché non possono fruire? Scusi, non so come procediamo. Prego, dà la parola. Chiedo scusa, se no rischiamo di... Comunque va rilevato che il numero di detenuti che hanno pene o residui pene inferiori ai 4 anni o entro i 4 anni e quindi potrebbero fruire di misura alternativa sono circa il 60% dei condannati, dei presenti condannati, che vuol dire che c'è più della metà dei condannati che in linea di principio, in termini di presupposti di legge, potrebbe fruire delle misure alternative, fatto salvo quello che appunto dovremo vedere più in dettaglio, e cioè se il tipo di reato è tale da escludere la possibilità di conseguirla. È vero in realtà un altro fatto, che al di là della gravità della condanna o del residuo pena, a risultare determinante ai fini della concessione della misura alternativa, e parliamo anche della semilibertà e in altri termini anche della detenzione domiciliare, sono le condizioni materiali di vita esterne, e cioè degli elementi oggettivi che hanno a che fare col lavoro, col reddito, con la consistenza del nucleo familiare. Ecco, per i telespettatori spieghiamo che cos'è la semilibertà e gli arresti domiciliari. Come? Se spieghiamo ai telespettatori anche cos'è la semilibertà... Per fare una lezione di diritto penitenziario propedeutica. Allora, per la semilibertà si esce durante il giorno per svolgere un'attività lavorativa o comunque utile al reinserimento, anche per studiare, se fosse, però si rientra in orario serale, sempre con un programma. La detenzione domiciliare invece si sconta la pena presso la propria abitazione. Poi a questo, ripeto, andiamo ad aggiungere la messa alla prova, che interviene estendendo quanto già acquisito per i minorenni prima di giungere alla condanna in corso di procedimento, e anche qui con l'attivazione di un programma di reinserimento sociale, però viene sospeso il processo, e se l'esperimento ha buon esito praticamente viene a decadere, quindi si previene la condanna. Così come abbiamo anche, questa molto diffusa e applicata, la liberazione anticipata, e cioè la possibilità di fruire di 45 giorni di sconto di pena, che per un limitato periodo sono stati aumentati a 75, però era a tempo determinato, la cosa è durata 3 anni, il che si è visto subito poi sulla crescita dei detenuti, e quindi praticamente ai fini fiscali 9 mesi di carcere equivalgono a 1 anno.
Questo se non ci sono comportamenti tali da comportare appunto delle sanzioni, quindi un'irregolarità di comportamento, e quindi se non si è demeritato, diciamo così, nella propria condotta detentiva. Se non... Sì, è così. Però credo che vadano sottolineati due aspetti. Da un lato che in linea di principio un enorme numero di detenuti, quello che va a determinare il sovraffollamento, sarebbe destinabile, diciamo, gestibile attraverso misure alternative, e il che non avviene per la lentezza delle procedure. Cioè teniamo conto che chi fruisce poi effettivamente dell'affidamento o della semilibertà è tra l'1 e i 2 anni di residuo pena di fatto, quindi rispetto al diritto che avrebbe di fruirne, e i presupposti ci sarebbero, tant'è che poi la consegue dai meno 4 anni in poi, la fruizione effettiva è quasi dimezzata. E in secondo luogo c'è un elemento che non c'entra con la gravità del reato, che non c'entra col comportamento della persona, che non c'entra con la sua propensione, con il suo atteggiamento, ma ha solo a che fare con la sua condizione sociale, cioè con le sue condizioni materiali, che incide sulla concedibilità o meno, perché su questo piano si ha una prognosi, i magistrati fanno una prognosi di successo, diciamo, di praticabilità della misura, e quindi solo se la prognosi è positiva in base a queste variabili, ripeto, oggettive e materiali, la pena viene ridotta. Ecco, su questo potremmo anche riflettere quando si parla di certezza della pena, in questi termini. Ecco, avvocato, ci sono 1748 ergastoli, vuol dire che stanno in galera per tutta la vita e moriranno in galera, e quel 41 bis 753 che sono chiaramente persone che hanno fatto parte di qualche cosca mafiosa o criminalità organizzata sicuramente, e che prevedono... E quindi considerati, ci vuole descrivere se effettivamente questi saranno ergastolani oppure saranno liberati poi successivamente. Sul 41 bis... No, partiamo dagli ergastolani. No, ma quello concerne un numero assai limitato di persone, e quindi sulla legge dei grandi numeri diventa più preoccupante esaminare l'insieme del fenomeno. Io partirei da un'informazione, visto che questa sera stiamo discutendone con illustri ospiti assai più preparati di me, perché Giovanni Bona, come rappresentante di categoria, vive la sua quotidianità in carcere insieme alle persone obbligate a restrizione. Io ho conosciuto la sua professionalità anni fa, e quindi sono contento di ritrovarmi questa sera a parlare di questa realtà. Ma per un motivo, che il carcere non fa notizia. Un carcere non fa notizia, allora ne discutiamo quando l'Associazione Antigone o altre realtà, Ristretti Orizzonti, altre ancora, dicono questi sono i numeri, abbiamo in crescita i detenuti, abbiamo in diminuzione i reati, aumentano gli stranieri. Il problema è a monte, dovremmo finirla di fare interventi estemporanei tipo l'indultino di alcuni anni fa, che sul momento allargano il collo di bottiglia che si era creato, ma il problema si ripresenta pari poco tempo dopo. È come in economia, cioè possiamo fare un intervento che fa un aggiustamento fiscale di bilancio a livello europeo, così nel frattempo evitiamo la manovra economica. Dobbiamo avere un disegno strutturale. Per le carceri è un po' la stessa cosa, cioè finché noi abbiamo un limite dei 3 metri quadri in cui mettere queste persone che hanno sbagliato e sono state giudicate colpevoli, categoria A. Poi abbiamo quelli che sono stati condannati in primo grado, ma con la sentenza che potrebbe essere rovesciata, annullata nei gradi successivi. Poi abbiamo quelli che sono in attesa di processo, perché hanno il processo in corso e sono in carcere. Poi abbiamo quelli che sono sottoposti a indagini e sono sottoposti a misure cautelari. I numeri sono da paura. Ecco il passaggio. Vogliamo decidere che bisogna fare qualcosa di diverso? Francamente, propendo per una tesi, o meglio, vedo con favore i procedimenti tipo la messa alla prova, che sono quei 12.000. Parliamo di questioni etiche, no? Sì. Ma parliamo di questioni pratiche, perché i problemi si risolvono con la pratica. Con la pratica. La messa alla prova è stato un istituto introdotto dai parlamentari pochi anni fa, dove si dice
il giudice alla prima udienza dice: tu hai un programma di trattamento, così in gergo si chiama, che prevede determinate attività che devi fare, devi risarcire il danno, devi chiedere scusa a colui che ha fatto il torto, adesso lo dico in soldoni, okay? C'è un'attività di mediazione penale verso le vittime del reato, ti devi impegnare per cambiare vita e ci devi dimostrare questa cosa, devi decidere che sei sottoposto non solo alla competente stazione carabinieri, ma i servizi sociali tengono nota di quello che fai. Ecco, questa messa alla prova, il giudice accetta il programma nella maggior parte dei casi. Più o meno un anno dopo si fa un'altra udienza in cui il giudice dice: vista la relazione positiva, ti sei impegnato, stai attento a non farlo più. Il giudice dichiara con la sentenza, che altrimenti sarebbe stata al 99% di condanna, ma se l'imputato chiede la messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato come se non fosse mai venuta. Quindi per il reo, il potenziale reo, avere questo ponte d'oro che può evitare non solo il carcere, ma evita la condanna, consiglia moltissimi cittadini e non cittadini a seguire questo percorso. E questo suggerimento che lo Stato ti dà avviene nell'epoca del processo, non dopo il processo, quando c'è da scontare la condanna, come nei meccanismi di prova e altre libertà. Parlo della messa alla prova, quindi la messa alla prova è una cosa importantissima. È uno strumento previsto messa alla prova, per alcuni reati, però reitera il reato, cosa succede? Non può, la messa alla prova attualmente è previsto dal codice della strada, che è uno strumento che si utilizza appunto per evitare la carcerazione, ma per reati legati appunto all'uso di sostanze alcoliche o... Io ho attivo un processo sul furto di centri commerciali, faccio un esempio. Cioè, ci sono tantissimi casi. I lavori di pubblica utilità che sono per i reati. E quindi la messa alla prova comunque è usato molto nel procedimento penale minorile. Però questo dall'88 è nato lì, e quindi anni che capire perché lì comunque nel settore minorile la finalità della pena è quello molto rieducativa e quindi contrario alla carcerazione, perché parliamo di un minore, quindi ancora c'è la possibilità di poter farlo, poterlo recuperare da un punto di vista rieducativo. Nel procedimento penale per adulti la messa alla prova è molto limitato comunque come strumento, perché poi a differenza della misura alternativa dell'affidamento in prova, la messa alla prova avviene prima del processo, cioè prima della condanna. Durante il processo. Esatto, e dopodiché con un programma, appunto, fine del programma, il giudice decide se annullare definitivamente il procedimento, come se non fosse mai successo. Cosa diversa è l'affidamento. Ma se reitera il reato successivamente, prevede la condanna. Cosa succede? Certo, è chiaro che il giudice prende in carico anche il reato precedente. La recidiva è fondamentale, è uno dei presupposti che il giudice deve valutare. Quindi qui se veramente si vuole cambiare le cose si deve intervenire nel sistema processuale, nel codice penale. Sì, quindi per si deve cambiare lì, per esempio se nel furto, strumenti diversi. Se nel fare il furto si rompe la confezione, si taglia l'etichetta con un tagliaunghie, il furto diventa aggravato, si è fuori, perché la pena va sopra i 10 anni, si è fuori dalla possibilità di chiedere la messa alla prova. Quindi i casi in cui si riesce a chiedere questo beneficio che è anteriore alla condanna e che porterebbe, se il percorso di reinserimento va bene, alla estinzione del reato, ma in cambio deve fare dei versamenti a favore della persona offesa, deve comportarsi bene e dare prove tangibili che ha cambiato strada. Questo sistema funziona, bisognerebbe tarare nel modo opportuno quelli che sono i presupposti e i limiti per ammetterlo. Questo reitera, fa un altro furto, cosa succede? Non può più avere il beneficio, non può più usufruire. Ma non gli viene accreditato. Non è come la sospensione condizionale, certo. Se ci ricaschi dentro ti fai questo e quello. Viene riaccreditato anche il precedente? Resta scritto. Come? Resta scritto sulla fedina penale. Ha usufruito della messa alla prova e lui non può più accedere nuovamente a questo beneficio. Sì, chiaramente non quella richiesta dei privati, ma quella chiesta dei magistrati. La seconda volta viene condannato. Sì. È un caso tutto nuovo oppure si
riprende anche il reato precedente. No, è un indicatore. È un caso nuovo, ma non più usufruire di questa strada privilegiata. Non è un aggravante. No, il ripetere non il reato. può più avere però un beneficio Sì, fortissimo. vabbè, ho capito, sarebbe stupido dargli di nuovo una si chance. valuta la personalità del soggetto con quell'episodio. Ci sono dei fatti che la legge considera ostativi. La prima volta, non dico ti perdono, ma ti do la possibilità di fare in ginocchio il cammino di Compostela, diciamo, successivamente no, ci devi camminare col passo quello che invece del non mi avete leopardo. risposto è se i 1748 ergastoli saranno lì fino a che moriranno. No, Ecco, non esiste, appunto, cioè, fino a bene mai non esiste. L'ergastolo viene dato l'ergastolo, poi però prevede la liberazione condizionale dopo 26 anni di pena. Quindi, ho capito. uno dei motivi per cui la Corte Costituzionale a suo tempo non ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'ergastolo a fronte di un'eccezione che era stata sollevata è che in realtà l'ergastolo non è un vero e proprio ergastolo, perché a certe condizioni può non essere una condanna a vita. Qui ci sarebbe da discutere, perché un conto è ciò che avviene nei fatti, un conto è la concezione giuridica e la costruzione, diciamo, dell'essenza dell'istituto, quello è il punto, che prevede la condanna a vita, e quindi è su quello che a mio parere la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi. Non è il conte di Montecristo l'ergastolo, ecco. È questo, ci sono dei meccanismi per cui alla fine si esce comunque. Si può, però nel caso del cosiddetto ergastolo ostativo, adesso il fatto è recentissimo, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato la inammissibilità dell'ergastolo ostativo in quanto contrario a trattamenti inumani e degradanti. È un ergastolo perché ostativo? Perché per determinati tipi di reati la possibilità di fruire della misura alterna della liberazione condizionale è subordinata, o meglio anche di tutti gli altri benefici, è subordinata alla collaborazione con la giustizia. Ho capito. E quindi l'ergastolo in questo senso svolge una funzione di pressione psicologica un tempo più esplicitamente esercitata dalla tortura ai fini di ottenere la confessione o la collaborazione, la denuncia di altri colpevoli, eccetera, da parte del condannato. E invece vediamo il 41 bis. In assenza di questo rischia di essere una... a vita, effettivamente a vita. Sì. Allora abbiamo il 41 bis che invece è quella legge che è stata fatta in occasione purtroppo dell'attentato a Borsellino e a Falcone, e abbiamo un'intervista certo, a Roberto Piscitello della Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, direttore dei detenuti e del trattamento, e ci spiega appunto che... Sì, adesso la ascoltiamo assieme, prego. In che cosa consiste esattamente il regime speciale previsto dal 41 bis? Consiste in forme di limitazioni idonee a rendere separati i detenuti dal resto della popolazione detenuta e dai sodali ancora in libertà. Ma come si fa concretamente? Con quali strumenti? Il prototipo, per esempio, è il vetro a tutta altezza durante i colloqui. I colloqui possono essere svolti soltanto attraverso un vetro divisorio che impedisca il passaggio di oggetti. Quindi è chiaro che deve essere una selezione finalizzata ad impedire i collegamenti tra quei detenuti che hanno rivestito quei ruoli così importanti e i sodali in libertà. Ecco. Non è solo questo. Sì, abbiamo anche molto sinteticamente, chiaramente. Quindi è un regime detentivo questo... più rigido, sostanzialmente è quello, cioè evitare i contatti con il mondo esterno. Cioè, il 41 bis viene assegnato solo ed esclusivamente a quei soggetti capimafia o che comunque che hanno un rilievo, un ruolo molto importante all'interno di un'associazione di stampo mafioso, per cui parliamo di soggetti estremamente pericolosi. L'unico modo è per gestirli, per eliminare i contatti con le famiglie, è l'isolamento, come dire, tra virgolette, l'isolamento, perché non esiste, è questo regime più rigido che evita di fatto tutti i contatti con il mondo esterno. Non è che sono più controllati, non è che li evita, sono molto più controllati.
È chiaro che poi il 41 bis non è a vita, non è associato all'ergastolo, per esempio, come se sono associati, è un regime che viene di volta in volta, reati. Sì, viene di volta in volta, viene comunque rivisto, viene revisionato e quindi o prorogato oppure cessa, insomma, quindi non è uno strumento, come dire, che una volta dato viene portato, segue l'intero periodo detentivo del soggetto, e anche quello deve essere. Però abbiamo avuto dei condannati tipo Totò Riina e altri. Sì, parliamo di capomafia o soggetti che hanno nell'associazione a delinquere hanno un ruolo importante, determinante, quindi comandano. Quindi c'è il caso anche che, quindi l'ergastolo esiste, perché mi pare che Totò Riina è morto in carcere, così molti altri, e il 41 bis è rimasto fino alla fine. Quindi questo è uno degli aspetti dell'Italia, che poi è tipicamente italiano. Provvedimenti di questo genere in altre nazioni non esistono, mi pare, no? E come mai non esistono? C'è il blocco H in Irlanda. Siamo più cattivi noi oppure... Abbiamo la mafia, abbiamo partorito qualcosa e quindi c'è stata la necessità di dire troviamo un modo per spezzare l'omertà da un lato, ma soprattutto il collegamento con coloro che vanno in carcere, anche solo i familiari. E quindi dal carcere e vediamo se possiamo interrompere le comunicazioni di notizie. Cosa succede? Cioè, di notizie. Lo Stato passavano i pizzini e davano gli ordini su quello che dovevano fare. Notizia. 41 bis, sarò brevissimo, il 41 bis comunque limita anche l'uso del televisore, per esempio, o filtra determinati canali, perché in passato si era dimostrato che collegandosi sintonizzando il televisore o con televisori locali, titoli di coda, insomma, nei messaggi che normalmente venivano mandati dei messaggi, venivano codificati dei messaggi, quindi attenzione, per esperienza, stiamo parlando di sto dicendo, per esperienza negli inizio anni 80 nella zona della Campania c'erano varie emittenti, ma ufficialmente, e quindi si pagavano da 3 a 5 mila lire, arrivava la moglie con i bambini e naturalmente il detenuto era sintonizzato perché sapeva, e facevano tutta la scena, saluta il papà, ciao come stai, eccetera, e però attraverso questo dialogo potevano filtrare informazioni. Passavano sicuramente informazioni e diciamo che i carceri non erano così impermeabili come probabilmente lo sono nel 41 bis. Ecco che probabilmente non c'è un regime carcerario così sigillato come c'è in qualche altro Stato in Italia, quindi qualcosa traspare attraverso le sbarre. Io mi preoccuperei invece di altre cose, cioè la pena, no? Ma penso che su questo argomento lei sia d'accordo, cioè la pena fino a se stessa è dimostrato che non serve a niente, per cui bisogna un attimino rivedere questo concetto. Vediamo la seconda parte sul 41 bis, abbiamo un altro contributo. Posso aggiungere una cosa che non è secondaria. Dopo questo contributo lo lasceremo. Sentiamo ancora Piscitello. L'Europa, alcune parti della sinistra, gli anarchici, molti cattolici, in tanti accusano il 41 bis di essere un carcere duro, afflittivo, quasi una tortura. Lei che lo gestisce quotidianamente, cosa risponde? Non è un carcere né duro né particolarmente afflittivo, se fosse così sarebbe inutile, non perseguirebbe lo scopo per cui è nato. È un carcere che tende a separare i detenuti fra di loro e i detenuti con la popolazione esterna, ma non è un carcere che perciò solo è afflittivo. Se lo fosse non reggerebbe il vaglio di organi sovranazionali e nazionali che più volte si sono pronunciati sulla legittimità costituzionale e umana, se è possibile dirlo, del 41 bis. Eccoci qua. Moscone, prego. Allora, lei la parola. Le ultime cose dette dall'intervistato sono disattese da quanto appena accaduto in termini di proprio, se prendete il sito di Antigone, la prima notizia messa in grande rilievo. E quello che va considerato con grande attenzione, anche sotto il profilo della costituzionalità, è che l'esigenza, anche legittima e comprensibile, di evitare i collegamenti con l'esterno si associa, diciamo così, a un regime detentivo decisamente più restrittivo
in termini di sospensione delle misure del trattamento, cioè mentre il detenuto medio lavora, fruisce di fonti di informazione, fruisce di contatti, di forme di comunicazione, questo l'abbiamo già detto, con l'esterno, può frequentare i volontari e quant'altro, quindi ha una serie di risorse che in qualche modo leniscono la durezza del regime detentivo. Il 41 bis anche per motivi di sicurezza, ma in particolare si caratterizza oggettivamente per la decisamente maggiore durezza delle condizioni detentive. Ma è giustificata questa durezza? Ecco, appunto, l'esigenza di creare una barriera rispetto alla comunicazione esterna non necessariamente dovrebbe associare all'impossibilità di lavorare o all'impossibilità di studiare o all'impossibilità di svolgere, di coltivare degli interessi personali, di svolgere delle attività così diciamo di tempo libero o di hobbistica che di per sé rendono la detenzione più sopportabile. Quindi diciamo che il criterio, mi verrebbe da dire il pretesto di creare questo isolamento più efficace in realtà si associa a una serie di restrizioni che rendono il regime detentivo molto più rigido. Che questo poi funzioni come forma di pressione perché si giunga, soprattutto quando siamo in un regime di ergastolo, alla collaborazione con la giustizia è un dato di fatto, perché lo constatiamo nella storia dei più o meno famosi pentiti che hanno, dopo un certo periodo, diciamo, di 41 bis, sono passati dall'altra parte, diciamo, e quindi si sono messi a all'organizzazione di cui fanno parte o facevano parte. Avrei alcuni rilievi da fare, ma non su quanto detto, che è sicuramente condivisibile. I primi anni della mia vita professionale sono coincisi con la laurea nell'Istituto di Penale a Padova. Il professor Zuccarà, che insegnava, è stato anche mio professore. Esatto, che insegnava anche a Innsbruck, mi ha insegnato che il carcere prima o poi rimange i suoi figli. E questa è una terribile constatazione da chi ci lavorava. Allora noi dovremmo pensare cosa fare con interventi, come dicevamo prima, non estemporanei per mutare questa situazione. Allora, da un lato, Von ha accennato, bisognerebbe depenalizzare in modo più corposo. Pensiamo a tutte le guide in stato di ebbrezza che intasano i tribunali, persino senza incidente, sistematicamente c'è il processo penale, forse basterebbe toccare il portafoglio della persona interessata e la cosa si chiuderebbe in termini peraltro molto più veloci per lo Stato, perché un procedimento amministrativo in prefettura dura molto meno, e si eviterebbe di dover far messe alla prova che implicano impegni dei servizi sociali, ufficio per gli adulti, quindi un dispiego di forze mostruoso per una cosa che poi finisce in una bolla di sapone al 95% dei casi. Questa è la prima considerazione, quindi valutare manovre legislative di depenalizzazione. La seconda invece è, dobbiamo comprendere quello che la nostra Costituzione dice al riguardo, alla luce di come la Corte europea ha interpretato, perché i principi europei poi alla fine e dei trattati prevalgono anche sulla Costituzione italiana, però la regola resta: hai commesso un reato, ti giudico colpevole, attenzione, stiamo sempre parlando dell'ipotesi dove c'è stato il processo e c'è una condanna definitiva, e adesso c'è il castigo. La pena in quanto castigo non può mancare. Dopodiché la Costituzione prevede che la pena deve tendere alla rieducazione, ma la Costituzione dice deve tendere anche alla rieducazione. Esattamente come quando io porgo questo pacco di fogli all'illustre professore, tendo i fogli verso di lui, ma non è che glieli sto dando, cioè non è che ottengo per forza la rieducazione, provo e attuo degli strumenti che favoriscano questa cosa. Però dice deve tendere anche, deve tendere anche, l'anche non l'hanno ancora soppresso che io sappia. Questo è l'importante. Ecco. Allora il problema diventa, devi scontare la pena, la devi scontare in una condizione non disumana. Se in un carcere che mi contiene una cella a 4 persone, me ce ne mette 8, c'è qualcosa che non va. Se nei carceri disponibili mi conti anche carceri dove ci sono celle e reparti inutilizzati,
Anche questo è un problema, è inutile che facciamo statistica, dobbiamo dire le carceri che sono non in manutenzione e quindi utilizzabili. Se mi conti nelle celle disponibili anche i vecchi OPG che dovevano essere chiusi, gli ospedali psichiatrici giudiziari, e invece sono ancora pieni di persone che stanno lì, sono stati chiusi, stanno chiudendoli, ma insomma in via transitoria, devono diventare istituti regionali, ma non è che abbiamo completato che sono un'altra cosa. Completamente l'operazione. Allora, ma questi condannati non evaporano, hanno compiuto un reato. Qual è la tecnica per il recupero? Per fare un esempio, c'è una tecnica per recuperarli o soltanto sono delle buone proposte che poi ricadono sulle persone? Attenzione, perché ci sono intercettazioni telefoniche con la Romania dove si dice: andiamo a rubare in Italia, andiamo a fare i reati in Italia perché tanto là non ti condannano mai. È successo qui dentro, ex dipendenti sono venuti a rubare, sono andati in tribunale e li hanno lasciati liberi. Allora, bisogna un attimo, il problema è più complesso di quando sembra o di quando si vuole far sembrare. La gente vuole sapere, i nostri telespettatori vogliono sapere se ti vengono a rubare in casa, poi vengono assolti oppure vanno in galera o vengono rieducati. E questo è il punto. L'ordinamento penitenziario italiano, che comunque poi ovviamente segue il codice penale, perché è il codice di procedura penale, no, è il risultato, quello che è il processo, le regole del processo, dopodiché c'è la parte finale che è la pena, l'ordinamento penitenziario, che ha il dovere di recuperare il soggetto che ha violato delle regole. Vabbè, questo sta nelle parole. Ora, ai fatti qual è? I fatti sono che se noi riempiamo gli ospedali di malati, ma non c'è nessuno che li cura, credo che non serva a niente, non servono a niente negli ospedali. E così sono le carceri italiane. La specie, un detenuto ha un costo, la gestione di un detenuto ha un costo allo Stato che va da 150 a 300 euro. Esatto. Qui poi da discutere se vogliamo accollare le spese per costruire gli istituti penitenziari oppure no. Al giorno. E quindi ora capire che ha un costo enorme e questo frena il funzionamento degli istituti penitenziari. Certo. Quando parliamo di misure alternative, la prognosi che diceva il professor Mosconi, è fatta da esperti. L'osservazione scientifica, che è quello strumento che poi dice se è quella diagnosi che viene consegnata da questa equipe che lavora dentro gli istituti, viene consegnata ai magistrati per dire possiamo dare, non possiamo dare, quindi c'è uno studio scientifico, ma se questo studio scientifico non viene fatto per mancanza di personale specifico, per mancanza di soldi, perché per creare attività lavorative all'interno di un istituto penitenziario, lavorative per fare un esempio, ma poi ci possono anche essere sportive, ricreative, tante attività che portano poi a capire se il soggetto effettivamente ha rivisto, ha rielaborato il proprio comportamento. È molto delicato questo aspetto, ma se in Italia poi tutto si finisce per mancanza di soldi. Allora, quindi ricordate cosa abbiamo parlato più volte? Che anziché nominare nuovi giudici dovrebbero assumere più cancellieri che movimento di fascicoli, collaboratori. Qui è un po' uguale, è inutile che mi metti in carcere queste persone. E poi quando chiedono di vedere lo psicologo che gli inizia le operazioni di questo trattamento, passano mesi, magari anni, con la legge Marini e quindi resta tutto bloccato. Con la legge Marini hanno chiuso gli OPG, scusi, perché è molto importante, hanno chiuso gli OPG, ma non è che i soggetti psichiatrici condannati per fatti gravi sono finiti, no. Li hanno messi dentro gli istituti di pena. Non tutte accedono, perché se ci sono personalità pericolose, considerate pericolose, non li mettono nelle REMS. Le REMS comunque non sono roba recente, a distanza di qualche anno dalla legge, ancora comunque non tutti sono attrezzati. Il Veneto per esempio è una regione è arrivata in ritardo, ma le REMS comunque non sono strutture attrezzate per poter ospitare soggetti con problemi seri. Mi pare che emerga un fatto di questo genere. Mi scusi, emerge un fatto di questo genere. Lo Stato non è in grado di gestire questa situazione. Allora,
è buona, diciamo, è umano pensare che uno che ha compiuto un reato possa anche rivedere le sue posizioni ed essere recuperato, certo. E questo va a vantaggio della società, certo, prima che a vantaggio di lui stesso. Esatto, però se ma la seconda cosa invece, no, mi scusi, sotto gli occhi di tutti. No, mi scusi, io sto andando da un'altra parte. Ma noi abbiamo ereditato un'Italia degli anni 70, 80, 90 e per fortuna è arrivata a mani pulite. Il ministro Nicolazzi ha finanziato 780 miliardi negli anni 80, lo dico per i telespettatori, voi lo sapete, 780 miliardi che, ho fatto un calcolo approssimativo, oggi sarebbero 7 miliardi, 8 miliardi di euro per fare le carceri nuove. Nessuno l'ha mai viste. Sono stati spesi. No, ci sono le carceri, solo che sono costate il triplo del loro valore effettivo. Sì, poche, perché alla fine poi torniamo sempre sulle vecchie carceri, anche a Padova hanno fatto il carcere nuovo. Però insomma, certo. Il costo-beneficio, diciamo, come si usa a parlare oggi, costo-beneficio è stato pressoché nulla. Quindi oggi abbiamo ereditato una situazione di un malgoverno che ormai regnava da tempo in Italia, dagli anni 70 in poi, con tutti gli scandali. Allora, com'è possibile oggi recuperare? Perché stiamo pagando, e gli stessi detenuti stanno pagando i danni che la politica ha fatto a quell'epoca, perché noi stiamo ereditando e stiamo cercando di superare una difficoltà oggettiva che altrimenti non ci sarebbe, avvocato. Concordo su questa analisi e come al solito ci troviamo, perché i settori sono molti, ad avere i nodi al pettine quando i nodi si sono fatti tempo addietro. Ho anche pensato che tipo di soluzioni avremo oltre alla depenalizzazione o a un uso più aperto, abbassando di qualche passaggio le condizioni di ammissibilità durante il processo, per esempio della messa alla prova, quindi estendendone l'applicazione. Si va da appaltare ai privati la gestione delle carceri, così il problema è risolto, tanto lo si fa in sanità, un po' nella scuola. Ma vedo con molto terrore un'idea di questo tipo. In America però ci sono oltre 3.100, se non sbaglio, società che gestiscono strutture carcerarie a tacere dell'indotto che vende i pasti piuttosto che i trasporti, piuttosto che gli impianti. Tutto il controllo elettronico. Quindi pensate cosa significa dare in mano ai privati una cosa che non può non restare dominio dello Stato, seppur umanizzando i trattamenti e anche il momento di castigo. Ma noi avremo un altro rischio, che la gestione delle carceri cadrebbe in mano alla mafia. Tra l'altro, noi abbiamo anche questo passaggio. Un progetto del genere a Bolzano non riesce Poi a decollare. Abbiamo viceversa opzioni che risalgono al 2010, per esempio in Norvegia, ad Halden, di un carcere modello, era stato chiamato un carcere a 5 stelle senza nessun riferimento ovviamente politico, ma perché? Perché ha un sacco di acri di terra, perché ha spazi molto aperti dove tenere i detenuti, dove i detenuti possono interagire con il personale della polizia penitenziaria, con gli addetti, quindi favorendo, mentre sono in carcere, quella risocializzazione che dovranno vivere dopo, ma soprattutto è previsto un sistema per cui gli viene data una casa già prevista l'assegnazione durante il periodo carcerario, gli viene trovato un lavoro e terza cosa, gli viene data una posizione di assistenza sociale. Cioè si creano le condizioni Halden, ma non c'erano prima. Mi scusi, ma non c'erano prima. Questo è stato fatto in aprile 2010 in Norvegia. Allora, storicamente i condannati venivano portati sulle isole, l'Asinara è una di queste, certo, no? E venivano lasciati liberi a fare i coltivare. Sì, stiamo parlando di reinserimento, non di modalità di espiazione. Di tendere a quel famoso reinserimento, cui prima facevo cenno, studiando delle misure concrete, persino degli edifici. Adesso noi cosa abbiamo come sistema carcerario, e finisco? Territori solitamente puliti, lì hanno alberi e dice ma sugli alberi si nascondono, no, sugli alberi male che vada salgono e quando si stufano scendono, non possono fare grandi case, ha risposto il direttore di sto carcere. Cioè dobbiamo pensare anche a forme nuove, perché per lo Stato mantenere strutture carcerate sovraffollate provoca un sacco di problemi. Se c'è un 37% circa, ma i dati
più corretti li possono avere loro, di persone che sta espiando condanne definitive, che soffre di patologie psichiatriche, ma quanto costa aggiungere anche questo tipo di trattamento a coloro che stanno male? Sentiamo Mosconi. Professore. Io volevo fare un passo indietro perché stanno emergendo delle considerazioni molto puntuali e appropriate attorno al fatto che lì dove c'è un sostegno rappresentato da una disponibilità di risorse materiali efficaci o mediamente adeguate, essenzialmente la recidiva crolla. Allora noi siamo di fronte a due situazioni che hanno animato, direi nei secoli, il dibattito tra i criminologi da un lato, i giuristi, i penalisti in particolare. Se cioè la pena debba essere una sofferenza commisurata alla gravità del reato e della responsabilità e quindi sia una definizione predefinita astrattamente e da irrogarsi in termini proporzionali secondo il criterio di retribuzione, così da far quadrare, diciamo, detto in linguaggio corrente, i conti con la giustizia, e quindi è una controsofferenza corrispondente alla negatività del comportamento delittuoso, oppure se l'intervento che lo Stato deve agire a fronte della violazione della legge è un intervento ricostruttivo, diciamo così, terapeutico e maturante il percorso della persona come risposta ai limiti che il suo comportamento ha rivelato. Attorno a questo confronto che si rifà all'antico dibattito tra scuola classica e scuola positiva, ma i cui termini sono tuttora apertissimi in quello che stiamo osservando, c'è da decidere attorno alle modalità secondo cui analizzare gli accadimenti delittuosi e programmare le risposte più adeguate. Ora è certo che più un individuo viene dipinto, raffigurato, interpretato secondo i paradigmi puramente astratti e quindi molto poco scientifici, dove la cosa che pesa di più è la fattispecie criminosa e il suo atteggiamento psicologico rigidamente tipizzato in due modalità, il dolo e la colpa, senza articolazioni poi sul piano personale, soggettivo, psicologico, eccetera, emotivo, di storia di vita e tutto. È chiaro che questa persona così schematizzata e poi avviata a una misura altrettanto schematica che è la quota di sofferenza irrogata in quanto proporzionale alla gravità del reato, in questa persona si crea una frattura, cioè si crea una frattura tra ciò che lei è e l'esperienza in cui viene collocata forzosamente e dalla quale non può uscire risanata in sé. Altro è invece quando la persona che magari ha sofferto di una serie di carenze nel suo percorso, nella sua esperienza fin da bambino, o comunque nelle esperienze fatte, viene riconsiderata nella complessità di questi elementi problematici al fine di offrirgli delle opportunità che vanno ad incontrarlo nella specificità della sua esperienza e vanno a dare delle risposte a quelle questioni che il comportamento delittuoso ha denunciato. Sì, però dimentichiamo una perché cosa, è qualcosa dimentichiamo una cosa fondamentale sociale, del diritto. Il diritto prevede che di fronte a un reato ci sia una condanna e questa condanna viene comminata in base alla gravità del reato. Questo perché altrimenti tutti, sapendo che non c'è la punizione, possono fare quello che vogliono. Non è così. Diciamo che è un deterrente abbastanza importante. Poi chiaramente sta alle persone sapere o valutare quello che vogliono fare della propria esistenza. Dopodiché, una volta arrivato alla condanna, allora possiamo anche dire che lo Stato e la società è così disponibile di creare un percorso positivo per il recupero della persona, ma questo viene dopo, perché ricordiamoci che la vittima esiste
e i parenti delle vittime hanno diritto di avere, parliamo di un omicidio, di avere giustizia, e se lo Stato non è in grado di fare giustizia, allora nasce l'altro aspetto: la giustizia me la faccio da me, e così sono nate le mafie, quando lo Stato era assente o non faceva quello che era il proprio mestiere, quello di giudicare e di comminare le pene. Dopodiché, se c'è un ravvedimento, io credo che il percorso possa essere anche accettato e accettabile, e anche da parte della vittima può ritenere che il percorso di recupero sia positivo. Il perdono esiste, no? Ecco, lei che è esperto di carceri, esiste questa psicologia all'interno delle carceri, la consapevolezza di aver fatto un reato e eventualmente la richiesta di... Ed è l'obiettivo principale del sistema penitenziario. Questo è lo scopo di un istituto penitenziario. Quindi da una parte la certezza della pena, dall'altra offrire opportunità perché la persona che ha commesso un reato non lo ricommetta più, che capisca la gravità del reato, e quindi per fare questo ci sono tutta una serie di strumenti. Ma se noi abbiamo aperto questo argomento parlando di sovraffollamento, parlando di indulto del 2006, e che a distanza di 2 anni siamo nuovamente ritornati con gli stessi numeri, a distanza di 3 anni dagli ultimi provvedimenti cosiddetti svuotacarceri 2014, oggi siamo nuovamente a superare la soglia dei 60.000. Con una situazione così congestionata non funziona niente, non può funzionare niente, perché c'è un sovraccarico. Tutti gli addetti ai lavori falliscono in quel sistema, tutti noi, polizia penitenziaria, che comunque abbiamo minima parte siamo coinvolti in minima parte per quanto riguarda la rieducazione, ma tutti i funzionari che sono pagati per fare quel lavoro, se il carico di lavoro è enorme, va da sé che fallisce. E quindi quando si parla che le carceri sono l'università del crimine, è questa la realtà. Oggi, quindi, tornando ancora prima, noi abbiamo un 25%, un 30% che compongono la popolazione dei detenuti stranieri, per cui ancora prima di parlare di dare nuovi strumenti ai magistrati o fare nuove case penitenziarie, nuovi istituti penitenziari, poi stiamo attenti oggi come momento politico, stiamo nuovamente ritornando a uno strumento di maggior carcerazione, no? Perché l'allarme sociale, no? La politica capisce questo messaggio, e quindi stiamo ritornando nuovamente, no? a certi provvedimenti legislativi che riempiranno ancora di più gli istituti. Quindi per me la strada da intraprendere, oltre a garantire quello che ha detto lei, quando una persona definitiva, cioè con una condanna definitiva, viene affidata agli istituti penitenziari, devono essere ovviamente rieducati, devono essere posti davanti al loro comportamento. Non è detto che poi la persona accetti questa forma di recupero, però quantomeno deve essere sviluppato un sistema. Si deve pensare a una forma di strumento che in parole povere è dell'espulsione. Noi dobbiamo incominciare a perseguire questa strada, a fare questa strada, cioè andare a cercare di avere gli accordi con questi paesi stranieri. Molti sono prossimi anche ad entrare nella comunità europea, e quindi passare verso l'espulsione, quindi affidare questi soggetti stranieri ai loro paesi di provenienza e fargli scontare la pena in quei paesi. Questo cosa permette? Permette quello di alleggerire quelle che sono le presenze all'interno degli istituti penitenziari, e secondo me cercando di fare uno sforzo nell'applicare le regole che oggi noi abbiamo, che sono buone, è inutile che ci cervelliamo a inventare nuove regole, perché si iniziava prima il cambiamento, no? Cioè cambiamenti, l'ordinamento penitenziario è stato oggetto di cambiamenti dal 70 ad oggi. Tantissime norme sono intervenute per cambiare l'ordinamento penitenziario. Esatto, ma non è cambiato assolutamente niente. Quindi noi negli anni abbiamo avuto a che fare con fenomeni come terrorismo, mafia, e le carceri d'Italia hanno, con queste emergenze, con questi soggetti di estrema pericolosità, comunque hanno funzionato. Oggi gli istituti non funzionano perché c'è una presenza altissima di persone che non appartengono allo Stato italiano,
Non bisogna scandalizzarsi. Io vivo il carcere tutti i giorni. Gli istituti penitenziari del nord hanno Padova, per Padova circondariale, ci sono stati momenti 98%. Con il 90% di detenuti stranieri. Lo straniero era l'italiano. Certo. Cioè, quindi tutti provenienti dal mondo dei reati, droga, prostituzione, e poi reati di lesioni, esatto, sono tutti legati al mondo della droga. Questo è il problema. Cosa può funzionare? Noi abbiamo la casa di reclusione di Padova, è un istituto modello, è un istituto dove fornisce lavoro a tantissimi detenuti, più della metà. Ma l'altra metà non fa niente, e l'altra metà sono... Ecco, su questo vorrei dire due parole. Vediamo il contributo abbiamo? Beh, possiamo vedere, abbiamo le immagini del laboratorio, no? Della pasticceria, abbiamo all'interno eccoli qua. Cioè, siccome solo meno del 29% dei detenuti hanno un lavoro saltuario, che facciano il cuciniere o lo scopino, lo spazzino, devono aspettare settimane o mesi prima di avere il turno, lavorare un mese, da quando hanno compilato la famosa domandina che danno alle guardie, dicono loro, cioè la polizia penitenziaria, per chiedere di essere ammessi a questo turno. Questi sono lavori che alla fine sono dei sussidi degradanti, sia perché sono talmente saltuari e irrisori che non servono alla riabilitazione. Viceversa, modelli come quello che vediamo le immagini che stanno proiettando, sì, ma è un esempio, 50 detenuti, è un esempio, certo, non è l'unico, dove a queste persone viene dato un lavoro, gli viene spiegato come lavorare, come guadagnare, viene data una professionalità, gli si crea, e secondo me questa è la parola chiave, una opportunità per quando usciranno. Cioè non possiamo fare come in Norvegia che gli diamo lavoro alla casa e l'assistenza sociale, beh almeno creiamo le condizioni perché possano fare qualcosa. E possono questa secondo me è la parola chiave. Una persona creare chiusa in 3 metri quadri non ha assolutamente senso, cioè chiudere e buttare via la chiave non ha assolutamente senso, e noi restituiremo una persona alla società ancora più pericolosa. Quindi è un costo sociale questo, è giusto, per il mio punto di vista, vedo che c'è diversità di opinioni con il professore, che chi ha commesso un reato debba sopportare il torto pari in qualche misura a ciò che ha fatto. La vita umana non vale la restrizione di una persona, perché non tornerà più. Uno stupro di una bambina non vale un periodo di carcere che gli fai, o di arresti. Sono esempi che per me sono la quotidianità nel mio studio, professore. Io non so nel suo, ma per me sono la quotidianità. Statisticamente sulla popolazione reclusa sono percentuali abbastanza contenute. Beh, la mia esperienza mi insegna cose diverse. Il reato non si va a percentuali. Però, ripeto, quando uno è offeso, il è giusto che chi ha offeso ha la possibilità, quando stabilisce, debba pagare la pena, che sia uno che sia in percentuale 10, 100, non mi interessa. Va visto caso per caso. Non possiamo fare tutta l'erba un fascio. Seconda cosa, siccome a noi costa da 150 a 300 euro al giorno il mantenimento di questi carcerati, io l'ho detto più volte, se l'Italia si mette d'accordo con la Romania, con la Croazia, con la Montenegro, piuttosto che con l'Albania o con qualsiasi altro paese, e mantiene il carcerato nella patria di origine, ci straguadagna, perché abbiamo tariffe da 20 a 30 euro al giorno. Vuol dire che se noi gli diamo 50, l'Albania ci guadagna pure. E le garantisco che se c'è un deterrente perché questi non vengono a fare più reati, è proprio quando lo sanno che tornano a casa. E a casa le garantisco che non sono le carceri italiane. Se mi è permesso interromperla. Prego. Su questo aspetto, lei lo sa qual è uno dei problemi più insormontabili per applicare un'espulsione? No. Quella che il detenuto deve accettare di essere espulso. Sì. Cioè, lei si rende conto che questo è un problema abbastanza ridicolo? Certo. Perché è ovvio, e qui il professor Mosconi sicuramente può spiegarlo meglio, è vero che comunque l'Italia, il diritto positivo, il livello di civiltà del nostro paese non può accettare che una persona venga affidato per scontare la pena a un paese dove è notorio che le condizioni, le modalità di esecuzione sono disumane, e quindi è ovvio che, però
Noi stiamo parlando, come ha detto lei, di paesi prossimi a entrare nella comunità europea, che sono già e quindi evidentemente significa che sono, come dire, no? Abbiamo una Mogherini al Ministero abbiamo un Ministro degli Esteri, se si attiva un attimo questi problemi vengono risolti e quantomeno un 30% delle carceri italiane vengono svuotate, e quindi europea. Il problema può essere affrontato in maniera diversa, perché invece di stare 8 in uno spazio di 4 ci potranno stare solo 4 o forse anche meno. E quei 4 dare maggiore opportunità per finalizzare una pena che abbia senso. Ma il personale sarà impegnato in maniera più positiva, no? Mi pare che sia questo uno dei problemi. Sì, però francamente non credo che si debba attribuire solo alla presenza di un certo numero di stranieri la qualità dello stato detentivo. La percentuale di stranieri quanto è? Abbiamo detto che a Padova è arrivata al 90%. Ci siamo abbassati al 33%. Beh, insomma, fino a il 33% dal però teniamo presente 57.000, il 33% rientriamo in una normalità, no? Non teniamo conto che su questa percentuale incide il numero degli stranieri in attesa di giudizio, che nella composizione dei soggetti in detenzione cautelare è più pesante rispetto all'andamento generale. Non c'è dubbio, questo fa parte di un altro argomento che affronteremo e avviteremo sulla lentezza della giustizia, per cui alla fine uno si fa 4 anni, come è successo alla ragazza di Perugia, che si è fatta 4 anni di galera e poi è stata assolta, e lei però la galera se l'è fatta, quindi è una cosa che non si può cancellare, e questa è una carenza della giustizia, e questo apriremo un altro dibattito. Ma noi passiamo invece al video. Vediamo un attimo Papillon. Vediamo il momento in cui un po' di fantasia anche in queste cose ci vuole. Vediamo un frammento di Papillon, quello, il momento in cui Papillon è quello finalmente con c'è Steve questa McQueen, e vediamo virtuale. Prego. La parte finale, vediamo. Guarda, questa è la terza. Pronto? Ti devo dire una cosa. Lui, tu non mi devi dire niente. Ho cambiato idea. Mi dispiace. Lo so. Morirai. Lo sai, no? Può darsi. Ti prego, non andare. Maledetti bastardi, sono ancora vivo. Ecco, quindi anche l'evasione fa parte della grande avventura della vita. Bene. Ci fermiamo qui. Il tempo è scappato via, c'erano ancora tante altre cose da dire, ma ci ripromettiamo di tornare a riprendere il discorso, perché è importante soprattutto che sia uno stimolo per la politica di affrontare questo problema. Io ero stato chiamato a presentare questo libro. C'era anche allora, facciamolo vedere un attimo, prego. Questo, il manifesto
Vediamo che sia dritto, basta dolore e odio, no prison. Cioè di cui c'è un manifesto. È una raccolta di saggi scientifici molto elaborati, approfonditi, in cui si ragiona e si riflette sull'opportunità appunto di ridurre quanto più possibile la misura afflittiva del carcere come risposta. Ritorneremo, una promessa. Editore l'Apogeo. Certo. L'Apogeo, bene. Certo. Benissimo. Allora, chi vuole saperne di più, l'Apogeo, e troverà questo trattato su come vedere le carceri nei prossimi anni e come impegnarsi in soprattutto con il discorso della mediazione con la vittima, cioè l'importanza della vittima è fondamentale in questo discorso. Sì, e forse non sarà motivo di un prossimo intervento, quindi la inviteremo di nuovo e approfondiremo meglio, perché è un tema talmente grande che affrontarlo così in poco tempo è difficile da esaurirlo. Certo. Allora, grazie ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima parte di TV7 Match, Giovanni Vona, segretario Veneto e Trentino Alto Adige del SAPPE, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, grazie all'avvocato Salvatore Frattallone, grazie al professor Giuseppe Mosconi, presidente dell'Associazione Antigone Grazie Veneto. perché ci avete dato la possibilità di parlare di un argomento così delicato. No, grazie a voi di essere stati qui con noi. Adesso un breve break pubblicitario, poi abbiamo la nostra rubrica del memento. Oggi a Venezia è arrivato il ministro Danilo Toninelli e parleremo del porto e delle grandi navi. A tra poco.